Io sono Maria e ti do il benvenuto a Ieri, Oggi e Sempre, il nuovo telegiornale cattolico presentato dal gruppo giovanile Voci del Verbo. In questo programma ti vogliamo mostrare alcune delle tante opere di bene che la Chiesa Cattolica, nostra madre, porta avanti attraverso i suoi figli. Ciao, sono Cristiano e voglio mostrarti come oggi, proprio oggi, la Chiesa Cattolica si impegna, seguendo il comando di Gesù, in modo costante e generoso per servirlo nei più poveri e sofferenti. E come ieri, oggi e sempre porta avanti con grande sacrificio questo nobile e santo impegno. Numerosi sono i paesi in cui la Chiesa svolge silenziosamente un lavoro costante e sacrificato, in beneficio dei più dimenticati, dei più soli, dei più abbandonati dalla società. Seguendo gli insegnamenti di Gesù, sono molti coloro che hanno lasciato tutto per dedicarsi al servizio dei più poveri tra i poveri. Non vogliamo che il loro esempio cristiano vada dimenticato. Questi sono i grandi testimoni del Vangelo, quelli che ci fanno capire che l'uomo sia fatto per amare, per donarsi totalmente a Dio e agli altri. In Italia abbiamo centinaia di esempi di persone totalmente dedite alle opere di carità. Oggi conosciamo Padre Terenzio, che da anni lavora nel centro di salute e riposo di Montefiascone Villa Margherita, dove ha cura di persone malate e anziani. Un esempio tra tanti di lavoro eroico svolto nel nascondiglio. Coloro che sono nati così non sono nati a caso così, ma io la vedo come una vocazione. Dio li ha chiamati a vivere in questa situazione nel corpo mistico di Cristo che è la Chiesa. Quindi vediamoli come chiamati, come vocati, che rappresentano in particolare Cristo crocifisso e manifestano la sincerità, la schiettezza, la contentezza interiore nella loro semplicità. Per questo possiamo dire grazie a Dio e grazie a coloro che li accudiscono. Forse ti chiederai, davvero ci sono ancora cattolici in pieno XXI secolo che lavorano con impegno e gratuitamente per Dio? Ecco alcuni esempi. Massimo Gandolfini, presidente del comitato Difendiamo i nostri figli, specialista in neurochirurgia, promotore degli ultimi 2 Family Day svolti a Roma e uno dei principali difensori della famiglia naturale. Simone Pillon, vicepresidente dello stesso comitato, padre e avvocato, impegnato anche lui nella lotta contro l'ideologia gender. Jacopo Coghe, fondatore della Manif Portù in Italia, ora Generazione Famiglia, che insieme a Rachele Ruiu portano avanti un'intensa lotta controcorrente per fermare l'entrata del gender nelle scuole. Filippo Savarese, portavoce di Generazione Famiglia e membro di Citizen Go. Recentemente ha portato avanti l'iniziativa del Pullman della Libertà, che nonostante le numerose contestazioni ha girato l'Italia da nord a sud, passando per le principali città. Costanza Miriano, giornalista e madre di 4 figli, che per molti anni ha lavorato su TV 2000 e ha scritto libri e articoli riguardo il matrimonio cristiano vissuto in pienezza. Virginia Coda Nunziante, portavoce della Marcia per la Vita, che da 7 anni organizza questo evento pubblico nazionale in difesa dei diritti dei non nati. Gianfranco Amato, presidente dei Giuristi per la Vita, che insieme ad altri avvocati interviene a favore dei diritti educativi dei genitori. Francesco Agnoli, giornalista e scrittore italiano, editore del sito Libertà e Persona e scrittore di molte opere di storia apologetica, anche lui padre di famiglia numerosa. Giampaolo Barra, fondatore del giornale Il Timone e collaboratore con la Bussola Quotidiana, impegnato nella pubblicazione di opere di apologetica come il Dizionario di Apologetica e il Dizionario del Pensiero Pericoloso. Marco Sermarini, fondatore della scuola libera Chesterton, una scuola parentale a difesa del diritto di libertà di educazione. Anche autore del blog L'Uomo Vivo. Don Stefano Bimbi, sacerdote che grazie alla cooperazione di un gruppo di famiglie porta avanti una scuola parentale presso i locali della sua parrocchia a Siena. Tony Brandi, presidente di Notizie Pro Vita, rivista che dal 2012 realizza un'intensa opera anche su internet
per sensibilizzare la popolazione circa la dignità della vita umana, offrendo inoltre sostegno a madri in difficoltà con figli disabili, nonché ad organizzazioni che aiutano mamme con gravidanze difficili. Stefano Fontana, direttore dell'Osservatorio internazionale Cardinale Vantuan sulla dottrina sociale della Chiesa e consultore del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, giornalista, pubblicista e insegnante di filosofia. E non dimentichiamo il grande lavoro di tanti altri cattolici, sacerdoti, laici, movimenti, associazioni e gruppi che uniscono persone di tutta l'età pronte a difendere la loro fede. Ma non sono solo gli adulti a darci l'esempio. Oggi possiamo trovare ragazzi che, come te e come me, testimoniano il loro amore per Cristo in maniera veramente commovente. Queste sono immagini di giovani cattolici che hanno difeso con incredibile fortezza la cattedrale di San Juan in Argentina. Li vediamo mentre ricevono insulti, sputi e umiliazioni da parte di un gruppo violento. Nei nostri giorni non è facile difendere senza compromessi la vita dei più deboli e indifesi. Recentemente alcuni membri del nostro gruppo sono stati contestati con grida ed urla mentre distribuivano volantini in difesa della vita nel campus universitario della Sapienza di Roma. Questa iniziativa è portata avanti già da anni dagli Universitari per la Vita, che cercano di promuovere tra gli studenti universitari la consapevolezza dei diritti di coloro che non hanno voce, dei bambini che sono vittime dell'aborto. In Canada, Mary Wagner, che dal 2000 ormai entra ed esce dal carcere a causa del suo impegno pubblico a favore della vita e contro l'aborto, essendo stata in totale dietro le sbarre per più di 4 anni, è stata nuovamente arrestata dopo essersi recata l'8 dicembre scorso in una clinica abortista di Toronto, dove cercava di persuadere le donne a non abortire, nonostante le leggi canadesi vietino di ostacolare coloro che si recano in questi centri per procedere all'uccisione di bambini e nonostante le forze dell'ordine l'avessero avvisata previamente di restare fuori. In numerosi paesi come il Perù, la Colombia e il Paraguay, migliaia di persone sono scese in piazza e per le strade per manifestare contro l'imposizione dell'ideologia gender nelle scuole, rivendicando il diritto dei genitori ad educare i figli in base ai propri valori e per ribadire che bambini e ragazzi non sono proprietà dello Stato e dunque non devono essere manipolati con teorie antiscientifiche e dannose come quella del gender. Dopo la vicenda di Charlie Gard, un altro bambino, Alfie Evans, di 18 mesi, è in coma a causa di una misteriosa malattia e i medici dell'Alder Eye Children's Hospital di Liverpool hanno chiesto all'Alta Corte di poter staccare la spina, considerando che le conseguenze della sua malattia lo porterebbero ad una vita non degna di essere vissuta. La sua storia ricorda molto quella di Charlie, visto che mamma Katie e papà Thomas stanno affrontando una battaglia legale per tenerlo in vita, simile a quella combattuta dai genitori di Charlie. Il pensiero dominante propone a volte una falsa compassione, quella che ritiene sia un aiuto alla donna a favorire l'aborto, un atto di dignità procurare l'eutanasia, una conquista scientifica produrre un figlio considerato come un diritto invece di accoglierlo come dono, o usare vite umane come cavie di laboratorio per salvarne presumibilmente altre. Il nome Voci del Verbo si ispira a una frase di Sant'Agostino che affermava che ogni uomo che annuncia il Verbo è voce del Verbo. E noi, come gruppo cattolico dedito all'evangelizzazione e all'approfondimento di temi di apologetica, siamo nati dopo la bellissima esperienza delle giornate di formazione. Le giornate di formazione sono un incontro annuale organizzato dalla famiglia religiosa del Verbo incarnato, dove si approfondiscono temi riguardanti la fede cattolica, in un ambiente familiare, con conferenze, sana ricreazione, ma soprattutto momenti di preghiera. Quando Gesù tocca il cuore di un giovane, di una giovane,
Questi sono capaci di azioni veramente grandiose. È stimolante sentirle condividere i loro sogni, le loro domande, il loro desiderio di opporsi a tutti coloro che dicono che le cose non possono cambiare. Adesso vogliamo condividere con te alcune delle attività del nostro gruppo. Testimonianze nelle scuole tramite conferenze sulla purezza, l'esistenza di Dio e la bellezza di essere cristiani. Evangelizzazione di strada a cielo aperto, proponendo controcorrente nelle piazze e nelle vie della città la bellezza di vivere in purezza, la bellezza di essere casti e puri di cuore. Lavori di traduzione di libri, redazione di articoli di apologetica, pubblicazioni in blog e social media, partecipazione a programmi di radio su canali come quello di Radio Maria, registrazione di CD musicali con canzoni che promuovono i valori cristiani e la difesa dei diritti del concepito. Opere di misericordia come la visita agli anziani, visite ai carcerati. Partecipazione in convegni di dottrina sociale della Chiesa come quello svolto a Montefascone a novembre dell'anno scorso. Incontri locali con lo scopo di ricevere conferenze formative, vivere intensi momenti di preghiera e di vera convivialità fraterna. Partecipazione alla Marcia per la Vita, collaborando nella presentazione, negli inviti, organizzando mercati solidari per ricavare fondi per coprire le spese nella pubblicità e nella diffusione di materiale pro-life, animandola con canti e con tutto l'entusiasmo che si merita. Preghiera del Rosario per la Vita, di fronte a cliniche abortiste, registrazione di video di apologetica. Cineforum a Verona come occasione per invitare altri giovani a conoscere il gruppo e per imparare ad avere uno sguardo critico e poter tirar fuori i valori buoni che si trasmettono nei film. Promozione dell'adorazione eucaristica nelle parrocchie, pregando per ciascuno dei membri delle Voci del Verbo e per tante altre intenzioni. Partecipazione agli eventi organizzati dalla famiglia religiosa del Verbo incarnato, dal cui seno siamo nati, come gli incontri regionali per le famiglie, la giornata annuale per le famiglie e tantissime altre iniziative che si realizzano ogni mese grazie alle case di formazione per i seminaristi e le suore. E tante altre iniziative che puoi scoprire visitando i nostri siti web, come quello su Facebook oppure il nostro canale YouTube, dove scoprirai tutti i video realizzati dai giovani delle Voci. Non possiamo dimenticare i nostri fratelli cristiani perseguitati soprattutto in Medio Oriente. Los cristianos en Irak son un ejemplo increíble de perdón. La gente que perdona de todo corazón. Esos son un ejemplo para nosotros. Lì non ci sono cristiani di nome, cristiano di nome, no. Lì cristiano vuol dire essere testimone, testimone vuol dire essere martiro. Chiude così la prima puntata di questa nuova esperienza che è il telegiornale Ieri, Oggi e Sempre. Alla prossima!